Le enciclopedie sono un mezzo di scambio del sapere. Costituiscono un insieme di dottrine per un'educazione completa. La prima enciclopedia alfabetica è la Cyclopedia di Chambers. D'Alembert, Diderot e il barone d'Holbach, tra i più rappresentativi uomini del tempo, lavorarono alla grande enciclopedia francese del 1751. Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri, essa fu fornita di 400 tavole in rame. Così la grande sorpresa dei suoi primi lettori fu di scoprire che si poteva imparare con le immagini, oltre che con le parole. Un mulino a vento o ad acqua, per gli europei del XVIII secolo, era un razionale strumento di produzione della farina. Il suo scheletro è quanto di più fragile e sottile e meccaniche. Le tavole dell'enciclopedia francese hanno il gusto dell'esatto, della funzione. Sintetizzano in immagini chiarissime lo sviluppo di un mestiere, di un'arte. La pesca non è soltanto un gioco o una vacanza di fine settimana, è un'arte meticolosa che risale nei secoli. Le corde vanno impeciate, le reti ricamate. E da una barca prendere i pesci significa servirsi di arnesi diversi, dai più semplici ai più complessi. La fatica del pescatore è stata selezionata dall'età moderna, ma gli strumenti sono gli stessi, i gesti, le astuzie. L'arte di andare a cavallo era in primo luogo una professione. Al gentiluomo viene offerto un manuale di maneggio. Egli non può sbagliare un movimento stando in sella e se cade è in pericolo la sua dignità. L'Enciclopedia Britannica si propone di dare una serie concisa ma completa delle varie branche del sapere, non trascurando il mondo dell'arte. Limpide ricostruzioni della pittura giapponese si alternano a ventagli di fine e antichissima fattura. Ad un addestramento al falco per la caccia di incisiva invenzione fan seguito alcuni tagli di pittura indiana della scuola di Rappurt del XVI secolo. Nel Meyers e nel Brockhaus la passione e lo scrupolo scientifico verso la natura, tipicamente tedesche, si rivelano in nobili e morbosi esemplari di orchidee. Così in alcuni collage di gusto esotico viene fuori il sapore colonialistico della Germania fine Ottocento. Razze americane, asiatiche, africane, con volti di popoli della Patagonia, della Terra del Fuoco, dei Tungusi, di Somali, di Abissini. Miniera di aneddoti e di curiosità, il famoso Larousse, dizionario universale del XIX secolo, bada al sodo, rifugge dalle idee generali, indugiandosi volentieri su costumi e religioni dei popoli. Templari, domenicani, carmelitane, clarisse, pastori, rabbini, vescovi anglicani, con vena popolare, ricca di particolari. Ma anche il Larousse, dinanzi alle meraviglie della natura, diventa prezioso. Dinanzi ad Elias Eucoris, Filia zarina, Appias nero, esemplari tragici di farfalle tropicali. Santiago,
Fregi e decorazioni della Spagna sono l'emblema dell'Espasa, enciclopedia generosa e ornatissima di uniformi dell'armada, della marina, dell'esercito, della cavalleria, di decorazioni, di fronte a cui si rifiuta l'immenso bisonte delle rovine di Altamira, monete di varie epoche. La dolce Rebecca di Murillo, la gioia bianca di Goya. Tolstoi, dalla severa enciclopedia sovietica, giovane ufficiale e avventuroso. Vegliardo a Jasnaja Poliana, angolo della vecchia Russia, dove vengono a riverirlo i baffi del citato Gorky e la barbetta dell'inquieto Chekhov. La favola della volpe e del lupo, un cantiere, le vele, il pescatore d'oro eccitano ancora la fantasia dei ragazzi. L'enciclopedia americana, prima edizione anno 1916, non ha timore di mettere in mostra le meraviglie sue. La cupa fonderia dell'industria pesante, l'enigmatico e astrale lancio di un missile, la prestigiosa valle del Montana, le turistiche e imponenti cascate del Niagara, un pomeriggio al Nuovo Messico, sotto il rosso dei pomodori e del sole. La Treccani concilia esigenze culturali e di informazione. Galileo Galilei, dato in edizione del Saggiatore, anno 1623. Una serie di francobolli di antichi stati italiani. Un'enciclopedia d'oggi nasce dall'intelligenza e dalla sensibilità di decine di collaboratori specializzati, di direttori di sezione e organizzativi, di numerosissimi elementi redazionali. La nascita di una voce. Manzoni. Automobile. Segue l'itinerario di una scrivania, di uno schedario, di una biblioteca. Viene corretta, limata, corredata di immagini. Dalla vita di Manzoni si passa allora ai disegni di Gonin, alle edizioni prime dei Promessi Sposi. Dire Giappone è come mettersi in viaggio, con immagini, cartine geografiche, economiche, notizie. Curiosità, occasione imprevedibile, stimolo, un'enciclopedia ci informa sulla consistenza del bestiame nel mondo, sui libri, sui film, sulle maniere di guidare, su vecchie auto. E del teatro ci fa conoscere il grande Kin in Otello, il vitino capriccioso di Tina Di Lorenzo, l'abito della Duse in Frou Frou, Petrolini, un programma del Teatro Libero di Parigi. Tendendo a dare di un argomento tutto, l'enciclopedia d'oggi offre della pittura una visione complessiva, l'incontro di Gioacchino e Anna di Giotto, gli impressionisti, le prove del balletto di Degas, l'uomo del turbante di Van Eyck, Don Manuel e il 3 di maggio di Goya. Il pianto di bambina, l'incendio di Chicago, la scampagnata del circolo artistico hamburghese fanno parte della voce fotografia. E le 2 prime foto del mondo in cui compare l'uomo per la prima volta. Cibernetica, subliminale, transistor, una vertigine benefica se può aiutare quest'uomo a muoversi con maggiore disinvoltura e conoscenza nel nostro tempo.